Con l'assessore alla cultura del comune di Valdobbiadene, Giorgia Falcade, sappiamo Possagno è a 2 passi da Valdobbiadene, ma spesso non si conosce. Grazie alla multimedialità e a questa iniziativa della Canova Experience sarà più facile avvicinare Valdobbiadene a Possagno. Il progetto è proprio quello di collegare queste due realtà, di creare un progetto di sinergia tra i comuni, che sono comuni amici. Lo stimolo deve essere quello di venire a vedere la mostra multimediale presso l'ex opificio, essere catapultati in questa realtà virtuale e con l'occasione cogliere l'input per poi andare a visitare direttamente la Gipsoteca e la Casa del Canova. Una grande opportunità, l'abbiamo detto, alzare l'asticella culturale per il comune di Valdobbiadene, creare rete, ma soprattutto non puntare solo sull'enogastronomia. Valdobbiadene è anche altro, anzi un connubio fra cultura e enogastronomia. Valdobbiadene è molto di più, deve emergere questo messaggio, deve passare il concetto che Valdobbiadene ha tanto da offrire e sono iniziative come questa che ci aiutano ad esaltare la volontà che c'è da parte dell'amministrazione ma di tutta la popolazione di rendere Valdobbiadene una città viva, in grado di accogliere il visitatore, ma in grado di offrire al contempo anche effettivamente delle iniziative culturali per i locali, quindi assolutamente sì. Con Valerio Favero, sindaco di Possagno e vicepresidente della Fondazione Canova. Qual è il ruolo della sua fondazione anche per iniziative di questo tipo fuori dal territorio di Possagno? Beh, allora, la nostra fondazione si è sempre prestata a quello che è l'esterno. Come dicevo prima in conferenza stampa, per me Canova è sì, nato a Possagno, un orgoglio del Veneto, un'eccellenza italiana, ma Canova è del mondo. Quindi noi siamo stati l'anno scorso a New York con il Washington, andremo probabilmente nel 21 a Chicago con i bozzetti, quindi la volontà di andare all'esterno per poi riportare a Possagno c'è sempre stata e quindi secondo noi appunto bisogna vedere ciò che c'è fuori, bisogna darsi fuori per poter poi raccogliere anche all'interno. L'ha detto anche prima, fondamentale per alzare l'asticella culturale la rete fra comuni. Questo certo, infatti l'iniziativa del comune di Valdobbiadene che ha voluto questo Canova Experience qui in mezzo alle colline del Prosecco Patrimonio dell'UNESCO è un'iniziativa che secondo me si sposa benissimo con la sinergia tra comuni, cosa che secondo me darà la possibilità a tutti di crescere assieme un passo dopo passo. Con il consigliere della Regione Veneto Alberto Villanova l'ha detto prima, iniziative di questo tipo permettono al territorio di alzare l'asticella culturale, uno degli obiettivi per il nuovo patrimonio dell'umanità. Io credo fermamente che la cultura sia la chiave per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo un marchio di qualità dell'UNESCO che riguarda il paesaggio, riguarda quello che può essere l'attrattività dal punto di vista turistico. Noi adesso però abbiamo il compito di prendere questa sfida e vincerla grazie alla cultura, cioè aumentare quella che è l'offerta di opportunità culturali sul nostro territorio. Questa che vediamo oggi qui a Valdobbiadene è sicuramente un buon esempio di cosa dobbiamo fare in futuro, ma soprattutto dobbiamo mettere in rete tutti i comuni, pensare di avere un calendario unico delle attività culturali e in sinergia proprio tra tutte le amministrazioni in modo da non avere sovrapposizione, da dare la giusta visibilità a tutti gli eventi e soprattutto in modo da considerare il nostro territorio veramente come un unico grande comune dove tutti lavorano assieme per lo sviluppo di questa zona. Con il vice sindaco di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, questa mostra avrà degli importanti risvolti anche nell'ambito turistico per tutto il territorio dell'Alta Marca Trevigiana. Ma certamente sì, il turismo appunto bisogna abbinarlo all'enogastronomia ma anche alla cultura. La Canova Experience è una mostra che verrà inaugurata a San Valentino, un periodo dove i nostri comuni anche a livello turistico hanno deciso di puntare, perché lo si sa, il turismo da noi inizia con metà marzo e finisce con fine ottobre. L'obiettivo di puntare anche in un periodo di bassa stagione è fondamentale perché andiamo sì a creare anche un aumento di presenze in un periodo ad oggi che non è ancora valorizzato. L'obiettivo è quello di puntare sì verso una crescita di posti letto, di strutture ricettive, ma anche un aumento appunto di avere una presenza turistica durante tutto l'anno e quindi San Valentino, questo fine settimana la mostra Canova Experience si lega bene e al meglio per creare un'opportunità in più per il nostro territorio, per Valdobbiadene ma tutti i comuni vicini che con noi hanno scelto di puntare anche sull'iniziativa Valdobbiadene in Love dove collateralmente ci sarà anche questa mostra, è davvero fondamentale e importante. Qui appunto va un ringraziamento a tutte le persone che la stanno seguendo e la stanno portando avanti.